Buongiorno, dottoressa Cristina Cortesi e benvenuta in questo spazio dedicato al progetto Caregiver Veneto in Rosa. Grazie mille Antonella, però per favore non ho per oggi, non faccio operazione a cuore aperto, quindi passiamo direttamente al tu che è meglio. Siamo al tuo, ottimo. Cristina, una volta ho letto che tu ti sei definita una moderna curandera. Di che cos'è che ti occupi? Allora, io facciamo un po' di storia, un po' di Eh, pregresso. Io sono nata curandera, nel senso che fin da piccola ero una persona che tendenzialmente curava gli altri, era una cosa che mi veniva distinto, quindi comunque l'ho sempre praticato nell'arco della vita e devo dire con soddisfazione, non come ne parlano tutti in negativo, che essere caregiver è soltanto un aspetto, diciamo così, pesante. Però diciamo che il mio primo figlio mi ha fatto diventare caregiver, lui ha una neurodiversità importante con determinate comorbilità e quando ho cominciato l'avventura con lui, già però ero immersa in ambito lavorativo in questo contesto, perché lavoravo nel sociale, mi occupavo di servizi alla persona, di assistenza domiciliare e housing sociale per anziani e persone con disabilità. Ho anche gestito un servizio molto molto bello, molto particolare, un bed and breakfast per persone che venivano a Milano per motivi di cure mediche, quindi quello che si chiama turismo sanitario. E quindi erano tutti caregiver, insomma, in poche parole, non solo ero caregiver a casa, ma ero caregiver al lavoro, però quando ho fatto un'esperienza così forte da proprio cambiare completamente la direzione della mia vita è stato quando, con la nascita del secondo figlio, volevo rientrare a lavorare perché il mio contratto stava per chiudere. Vi dico la verità, mi ricordo esattamente la data, 1° ottobre del 2007. Quel giorno era tutto perfettamente organizzato. Io e il mio compagno avevamo condiviso i tempi di lavoro, quindi lui era uno tra i primi uomini in Italia a prendere il congedo parentale e quindi lui faceva il pomeriggio il part-time, io facevo il mattino part-time, e quindi io rientravo a casa tutto organizzato, il bambino veniva tenuto da tutti e due i genitori, l'altro fanciullo che aveva 7 anni all'epoca era gestito, quindi tutto a posto. Sono rientrata a casa all'1:30, all'1:40 squilla il telefono, mi annunciano che mio suocero di 95 anni è caduto in casa per una polmonite fulminante. E lì è stato proprio un cambiamento enorme della mia vita, perché mi sono ritrovata non solo a essere caregiver, ma a negoziare con i caregiver familiari che erano con me, quindi mio marito, le persone che c'erano intorno a noi, che ci volevano aiutare oppure non ci volevano aiutare, con i servizi, scegliere una RSA, scegliere l'assistenza domiciliare che avevamo già cominciato a fare prima, però poi dopo tutto si stava modificando, velocità della luce, e intanto io avevo il fronte aperto del lavoro. Intanto è giusto dire che il contratto è terminato, nel senso che poi davanti a tutti questi carichi di cura è stato difficile portare avanti la cosa, ma da lì è nata l'idea di Curopoli, la città della cura. Cioè, proprio quell'anno io ho cominciato a sognare ad occhi aperti di aiutare le persone che lavorano e che vogliono lavorare e che hanno carichi di cura. L'altro aspetto è che durante la mia esperienza da donna, oltre che lavoratrice e anche donna che lavora in questo campo, uno dei miei fondamenti è quello di curare chi cura. Quindi dico, si salvano i panda, si salvano i bruchi, si salva qualsiasi razza umana, ma i caregiver bisogna salvarli, le donne e gli uomini, perché effettivamente noi tendiamo a soffrire di diversi disturbi, uno dei quali è anche la dipendenza dal lavoro di cura. Quando l'eccesso non riusciamo nemmeno a fermarci. E questa esperienza io l'ho fatta, sono stata anche in burnout e so che cosa vuol dire, ma so anche cosa vuol dire quando tu sei in quelle condizioni e non sei la migliore risorsa per le persone che assisti, non lo sei. E quindi nel 2007 nasce questa intuizione di questa città della cura che ha ispirazione, adesso non riderete, ve lo dico subito, ai Pokémon, perché esiste Cuoripili, che è la città della cura dei Pokémon, dove i bambini e le bambine che hanno le loro sfere Poké, quando c'è il Pokémon che è ammalato, che ha qualcosa che non va, vanno e lo fanno riparare. Mio figlio era appassionato di Pokémon e avevamo qualsiasi cosa riguardante il Pokémon. L'altra ispirazione, sempre nell'area, lo so, giocosa, mi rendo conto, ma io fondamentalmente ho molta creatività, è stata quella invece di SimCity, che è un gioco, del computer al quale giocavo intorno ai 20 anni, nel quale tu devi costruire una città e la particolarità è che tu puoi scegliere i livelli di difficoltà dove all'interno accadono degli eventi, tipo terremoto, alluvione, si rompono le strade, cioè quelle cose che succedono veramente, ma che sei tu a dover gestire e scegliere
cosa è meglio per quella popolazione, per quella città per proseguire la sua vita. Il terzo elemento per la nascita di Curopoli era che io sono laureata in filosofia e indirizzo pedagogico con Riccardo Massa, che è stato uno dei più grandi teoretici della pedagogia. E quello che ho imparato a rispettare è proprio un'ottica di clinica della formazione, che ognuno dentro di noi ha una Curopoli. Ce l'ha dentro, interiore, e ce l'ha anche familiare. Quindi vuol dire il modello formativo con il quale è cresciuto nell'idea della cura e il modello che mette in atto, che mette in teatro, quali sono gli attori, quali sono le scene e la trama di quel lavoro di cura. Noi spessissimo proiettiamo quello che immaginiamo che la cura debba essere, creiamo il setting perché questo avvenga, siamo poco responsabili di quello che vediamo come spettacolo. Tra cui uno dei temi più forti per me è che il regista, che solitamente è il caregiver, o la regista, che spesso è il caregiver, si vede fuori dallo spettacolo, non si vede dentro. E quindi rischia che tutti quanti sono assistiti, tutti quanti sono curati, ma la persona che cura no. E quindi la mia idea è quella di mettere in teatro anche i caregiver e le caregiver e di creare uno spettacolo che li veda uscire vivi, non a pezzi completamente. Quindi questa è una storia di come si aggregano degli elementi che sono sia teorici, che si ispirano comunque alla teoria pedagogica, ma anche esperienze di vita e professionali che mi hanno visto protagonisti. Per anni ho gestito servizi di cura dove chiaramente c'erano operatori, operatrici, educatrici, psicologi, e io mi occupavo fondamentalmente di loro, perché l'idea mia era: se voi state bene, sicuramente le persone che assistite saranno benissimo. E questa idea, che all'inizio è stata un'intuizione, poi tu sai meglio di me, la letteratura, la scienza ha corroborato questo elemento, ma io in prima persona già come madre, come caregiver, ho visto i miei momenti bui e ho visto il buio nella vita di mio figlio piuttosto che nella vita dei miei cari, come ho visto tanta luce quando io ero nella luce e quando riuscivo ad emetterla. Hai raccontato della storia della nascita di questa bellissima iniziativa che è Curopoli. Che cosa sta succedendo adesso dentro Curopoli? Allora, Curopoli prima di tutto è diventato, da un sogno d'occhi aperti, subito un progetto reale, perché nel 2007 ho chiuso la collaborazione. All'epoca lavoravo per il Comune di Sesto San Giovanni su un progetto europeo che si chiamava Qualificare il lavoro di cura, destinato proprio al tema del matching tra badanti e famiglie, e quindi già lì, anche lì, come vedete, ero sempre immersa. Ma la cosa bella è che le persone con le quali collaboravo sapevano di questo mio sogno e hanno tentato anche di supportarmi e di farmi capire che c'erano delle vie secondo loro. Altri mi dicevano che ero completamente pazza, stiamo parlando del 2007. E invece ho scritto un progetto, l'ho presentato al Comune di Sesto San Giovanni ed era nell'ufficio formazione. All'epoca Wanda Ferrari ebbe l'intuizione di inserirlo in un progetto più ampio degli over 45 in azienda, e abbiamo fatto la prima sperimentazione che ebbe un successo enorme, cioè fu veramente un successo strepitoso. Per successo voglio dire che all'interno dell'aula c'erano quasi 20 caregiver, tutti portatori di diversi carichi di cura, ma tutti quanti ne hanno beneficiato in modo importante, ed è stata una sperimentazione che poi io ho cominciato, che ho portato avanti negli anni. Prima come libera professionista, poi nel 2020 una carissima collega del mondo del sociale mi segnala che c'è un bando, il bando delle scuole dei quartieri, e quindi in 448 partecipiamo al bando io, Barbara Salerno e Chiara Ciccotto. Loro due sono due mie amiche, ma sono due giovani caregiver, giovani intendo dire che all'epoca avevano 21 e 26 anni, con carichi di cura importantissimi. E quindi noi tre abbiamo partecipato al bando e siamo arrivati quarti su 82 progetti, e poi col bando abbiamo vinto questa borsa per poter partecipare a un percorso formativo importante in collaborazione con università, cioè start-up, eccetera, e abbiamo poi vinto la seconda fase, 25.000 euro a fondo perduto, per sperimentare progetti caregiver oriented. Quindi nel 2021 il Curopoli è diventata un'associazione, per ora senza forma giuridica, speriamo in futuro poi che abbia una forma giuridica poi per partecipare ad altri bandi e quant'altro. In questo momento ci sono oltre 60, siamo a 68 soci e socie. E la cosa bella, come la presenza oggi di Antonella e altre colleghe e colleghi del mondo della formazione,
l'elemento, diciamo, cardine, che noi cerchiamo di fare cultura proprio per conservare i caregiver e le caregiver, per dare strumenti e diffondere un modello che non ha solo al centro la persona che viene assistita. L'altro tema che tratta Curopoli è quello dell'etaismo, cioè del pregiudizio e la discriminazione verso le persone sulla base della loro età. Io non vorrei creare illusione che sono solo i sogni a creare tutto questo. Tenete conto che oltre a un grande impegno personale, alle spalle o davanti a Curopoli c'è Social Unit. Social Unit è una startup interna a una società informatica che si chiama DigiUnit SRL, che nel 2016 ha deciso di investire nei miei sogni ad occhi aperti. Ha detto: perché non vieni a realizzare le tue idee da noi? Perché appunto, come vi avevo detto prima, la mia idea era di entrare nelle aziende a fare questo lavoro, perché ero ben consapevole delle difficoltà che i lavoratori e le lavoratrici vivevano come caregiver. Vi faccio solo un ricordo tra i tanti esempi che sono stati per me di sprone a continuare a fare questo, per quanto appunto venissi vissuta abbastanza originale, mettiamola così. Ricordo un giorno, quando ero coordinatrice dei servizi di assistenza, che una lavoratrice mi ha telefonato e mi ha detto: guardi, io ho bisogno assolutamente con urgenza dell'assistenza, ma io adesso non posso stare al telefono, altrimenti il mio capo mi scuoia. La posso chiamare alle 8? E lì ho capito. E ho capito tante cose di quella telefonata, che prima di tutto non era per noi possibile come cooperativa restare fino a quell'ora aperta, ma come viveva quella persona. Doveva nascondere che aveva carichi di cura e lo stress anche di cercare soluzioni in orario di lavoro dove chiaramente la cosa era più complessa. Stiamo parlando di tempi in cui non c'era ancora il welfare aziendale, perché oggi chiaramente esistono tutta una serie di formule del welfare aziendale. Però mi resi subito conto anche di un altro elemento. Qual è la connessione? Questa è un'ispirazione socratica. Se io faccio un'idea, cioè se io faccio una domanda, vuol dire che di quella cosa io ho un'idea, ma se io non ho l'idea, non posso fare la domanda. Ne consegue che il welfare aziendale è interrogato sulla base di un lavoratore che sa o non sa che cos'è che è il lavoro di cura che deve realizzare, quali tipi di servizi attivare. Ma se non è consapevole, va a fare una domanda che non è quella vera. E allora qui siamo su una base di coaching, cioè non è quella che veramente è la domanda per quella famiglia, per quel caregiver. Il mio lavoro è proprio arrivare lì. E ci puoi In fare questo qualche esempio per capire assolutamente meglio sì, che cos'è assolutamente. questo coaching anche? Allora, un esempio pratico per vi fa capire questa differenza tra interrogare un servizio e maturare il modello di caregiver che tu vuoi essere e il modello di caregiving che vuoi erogare. Sono due cose diverse, ok? Allora, io collaboro dal 2017, ho la fortuna di collaborare perché hanno creduto in questo progetto con una multinazionale, la quale ha deciso di aprire uno spazio dedicato ai caregiver proprio sulla base del care coaching. Quindi è venuta questa lavoratrice che ha 3 carichi di cura, è venuta 3 anni fa. Lei era tutta centrata sui bisogni del papà e della mamma anziani e del fratello con disabilità, il quale però è seguito anche dalla moglie. Lei però era evidente che muoveva le carte di tutti quanti, ma era completamente alienata lei, quindi riversata completamente sui bisogni, cercava di creare un'assistenza forzando il modello di cura per il quale, visto che il fratello ha una disabilità, deve essere assistito e visto che lei in qualche modo stava sostituendo la madre, doveva assistere anche il fratello, quando in realtà attraverso il percorso di cura, tranquilli, vi dico quante sessioni ho disponibili, non 50. Quindi è un lavoro di microchirurgia. E simile pronto soccorso, perché non avete 10 sessioni, non avete nemmeno 20, non ne avete men che mai 30. E la cosa etica sulla quale Social Unit si basa è che non spinge poi il servizio privato, perché chiaramente la persona può iniziare con 3 sessioni in azienda e poi proseguire. Invece la maggior parte dei nostri caregiver non lo fa e questo per noi è un punto d'orgoglio, perché devono riuscire a gestirsi con determinazione su quelle 3 sessioni che diventano veramente strategico quando glielo dici. Sono 3 di 50 minuti, non hai altro. Ma no, non hai altro. E quindi, adesso non posso spiegarvi tutto ora, però per farvi un'idea, siamo usciti da quelle 3 sessioni che la terza
quando abbiamo fatto l'analisi del modello, quindi siamo in ambito di clinica della formazione, di cura di questa signora, il salto quantico è stato che lei si è presentata, all'epoca io andavo in presenza, quindi più di 3 anni fa, nel 2019, è arrivata con un plico così e mi fa, bene Cristina, lei adesso mi spiega tutti i servizi di assistenza domiciliare. È stato meraviglioso perché lei ha stampato tutto quello che c'era nel sito del comune di Sesto San Giovanni, perché lei era sestese, e io e lei ci siamo messi a sfogliare, le ho spiegato il pasto a domicilio, l'assistenza integrata, tutto quello che offriva il comune, più tutto quello che io sapevo, perché chiaramente conosco molto bene i servizi, che lei opzionalmente può fare, tipo anche le associazioni territoriali, lo sportello badanti, l'impossibile. La cosa bella è che quell'anno lì, grazie al lavoro che abbiamo fatto insieme, lei ha fatto una settimana di ferie senza i genitori. È riuscita a ritagliarsi uno spazio suo, era super felice ed è riuscita a smarcare che in realtà la sua idea che suo fratello avesse bisogno era falsa. Cioè lei, assumendosi il ruolo materno, chiaramente da madre deve occuparsi del figlio comunque, soprattutto se è con disabilità, e invece abbiamo fatto un lavoro per il quale ha riconosciuto che il fratello aveva delle grandi autonomie, semmai il problema era un altro, che il fratello se ne fregava altamente dei genitori e di lei. Abbiamo brevemente lavorato sul fatto che lei comunque non facesse nessun tipo di richiesta al fratello, cioè tipo che fosse lui a presidiare mentre lei era una settimana di ferie. Questi percorsi riescono a trovare delle risorse, nuove risposte, nuove domande, nuove risorse, quindi a esplorare in un altro modo questa esperienza del caregiver, se qualcuno ti accompagna ad esplorare. Esatto, ma poi cosa succede? Che questo modo di lavorare valorizza, e questo lo percepiscono molto le aziende che collaborano con noi, valorizza ciò che loro hanno. Per esempio, in una realtà dove facciamo questo lavoro, loro hanno già un servizio psicologico, hanno un servizio di assistente sociale, quindi io non mi vado a sostituire. Anche se non abbiamo la filosofia della competizione business noi. Abbiamo un altro modello, infatti i nostri clienti l'hanno colto e cosa facciamo noi? Per esempio, se vediamo che la persona è in burnout, a parte che quelle 3 sessioni /6, perché poi dipende dalle realtà organizzative quante ore decidono di investire, noi aiutiamo a orientare la persona nel caso in cui riteniamo che sia effettivamente un supporto psicologico quello che ha bisogno, piuttosto che gli facciamo conoscere i servizi interni all'azienda. Perché a volte le persone non lo sapevano neanche, cioè dicevano, ma io non lo sapevo. E adesso vi racconto una storia che veramente, questa è una delle cose più belle che mi sia capitata. Questa signora che aveva un carico di cura da 90, una madre con demenza, una figlia che non si è mai sentita considerata dalla madre, mai, 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 mai un giorno della sua vita, quindi è arrivata con tutto il suo carico psicologico, storico, di negazione di questa relazione, la mamma non è stata affettuosa, non l'ha mai ringraziata, e lei vede la sorella invece che la mamma l'apprezza, la mamma la cerca. Come voi sapete, nel coaching io non mi occupo di questo, il mio lavoro è un altro, io mi occupo della persona che ho davanti, non mi occupo di tutto quello che invece lei, però non posso negarlo. L'altro aspetto è che lei era evidentemente in burnout, i segnali erano forti, non riusciva a dormire, aveva poca cura di sé, io la vedevo anche fisicamente, niente parrucchiere, cioè una persona che lavora anche in un'azienda molto importante, si vedeva che era anche trascurata. Io guardo molto il corpo e lavoro online e non cambia niente, eh. Vedo le persone, i corpi, le voci, le posture, i capelli, il trucco, tutto, perché i caregiver e le caregiver si disegnano e vi assicuro che a forza di fare questo lavoro i caregiver li incontro anche per strada e li riconosco. Anche su questo ho una storia che veramente fa paura, ma è vera. Che cosa è successo in quell'occasione con quelle 3 sessioni? Che questa donna sì aveva bisogno di un percorso psicoterapeutico anche importante, ma la cosa la rifiutava assolutamente perché il problema ce l'avevano la sorella e la madre. Abbiamo fatto un lavoro semplice, perché la semplicità a volte è l'arma migliore. Io ho detto, ma tu sai quali tipi di psicologi esistono, come si fanno a rintracciare? E lei fa, non ne ho la più pallida idea. È stato bellissimo. Cosa ho fatto? Io sono andata sul sito del vostro ordine e c'era su Milano un
pamphlet semplicissimo che spiegava psicoterapia, psicologo, psicanalisi, tutto. Non è tanto se lei ci è andata o meno, quanto che lei esce dalle 3 sessioni sapiente, perché conosce lo strumento. Poi lei un domani potrà scegliere se usarlo, ma almeno lo conosce. Invece l'idea che lo psicologo fosse qualcosa di vago, allora il mio lavoro di clinica la formazione è quello, vediamo che cosa sai su quella cosa e se non sai abbastanza, il mio lavoro è fare la formatrice, boom, ti do la formazione che ti serve. Spessissimo le persone dopo il primo incontro già mettono a terra molto velocemente, in 50 minuti che di solito iniziano nei primi 7, come è il coaching. Si creano le basi per quello che è un patto, che nel mio caso è un patto formativo in realtà. E quindi niente, l'idea è quella poi di restituire alla persona la possibilità di lavorare. Voi sapete, magari vi dico delle cose ovvie, quindi mi scuso, che avviene non solo un sequestro emotivo, ma un sequestro letteralmente intellettuale della persona durante il lavoro di cura, per il quale mentre lavora continua all'assistenza ai problemi, al familiare, ai sensi di colpa, però è qualcosa di molto particolare, non è soltanto un fatto emotivo psicologico, è qualcosa di più forte, è un sequestro dovuto anche al fatto che c'è un sistema socioassistenziale che non tiene conto veramente dei bisogni dei caregiver e delle caregiver. Stavo riflettendo proprio questa mattina, perché chiaramente la testa va sempre su questi pensieri, ma è un po' di tempo che mi rendo sempre più conto di quanto il welfare pubblico stia contando sulle famiglie, in particolare stia contando sulle donne. Quindi cerco anche di far capire alle persone che loro non sono così stanche per caso, ma perché qualcuno ha appoggiato su di loro non un masso, ma un'intera montagna. Per esempio, per me il caregiver non esiste, esiste la rete di fronteggiamento. Quindi esiste un insieme di persone che fanno riflessività insieme e costruiscono la cura. Questa definizione arriva da Fabio Folgherati, professore dell'Università Cattolica, che ha fatto un corso sul lavoro di rete e questo per me è stata una grande intuizione. Infatti io che lavoro faccio con il caregiver e caregiver che cominciano, sono solo, nessuno mi aiuta, allora io faccio fare loro il disegno della rete di fronteggiamento e rimangono sconvolti di loro essere dei manager della rete, perché fondamentalmente sono quello che fanno, e fargli capire come farlo fare in modo positivo. Quindi fare il lavoro sulla rete di fronteggiamento vuol dire che portare in team, perché poi lo vedo come team, dentro le sessioni le persone che collaborano alla cura è strategico. E quando io ho iniziato il mio lavoro intorno al 2003, quello rispetto all'assistenza domiciliare, le persone che venivano diagnosticate con malattia d'Alzheimer vivevano intorno ai 3-6 anni dopo la diagnosi. Adesso vivono 10-15 anni, perché prima non si rintracciavano le comorbilità, quindi tutte quelle malattie che insorgevano, l'ulcera, problemi ai denti, qualsiasi altra cosa, perché si era fissati solo sulla demenza e si faceva anche fatica a comprendere tutta una serie di segnali perché le persone non sapevano come interpretarli. Oggi è possibile invece mantenere in vita, uso questo termine però è oggettivo, le persone a lungo, malgrado malattie estremamente degenerative, però questo vuol dire che i caregiver, la caregiver curano a lungo termine. Quindi non è soltanto un long term care, è un long term caregiving. E allora, per quanto mi riguarda, il mio lavoro è quello di cercare di conservare il più possibile l'integrità psicofisica dei caregiver e anche il loro lavoro. Faccio un focus anche personale, ma non è solo personale. Io per curare il mio primo figlio ho fatto la scelta di lavorare part-time o di non fare il lavoro che faccio oggi, pur di riuscire a seguirlo, con dei danni economici importanti per me come donna, nel senso che poi in prospettiva, non solo per anni, ho vissuto una condizione economica al di sotto delle mie dei miei bisogni, ma poi in termini anche pensionistici, in termini di anche se ti separi e così via, le donne che fanno un lavoro di cura sono estremamente penalizzate. Ecco perché la fuga, io la considero tale, nel part-time
non è sempre una fuga vincente. La stessa cosa vale lo smart working. Cioè io cerco di far capire a una persona che se ha lo smart working anche quando ha un figlio, non vuol dire che non debba chiedere aiuti e sostegni a pagamento o aiuti da altre persone, perché se no non si riposa mai, Mm. mai. Cioè ti dicono che non hanno mai tempo, ti dicono, io mi ricordo come ero io, e per riuscire a farmi fare qualcosa che non era curare, mi dovevi operare. Mm. È stato grazie al fatto che ho scoperto i benefici di fare tutt'altro che sono riuscita a salvare anche la mia relazione con mio figlio e con il mio lavoro e a crescere. Però è stata una partita importante. Vorrei chiedere una cosa rispetto a Curopoli, perché Curopoli è aperta ai caregiver di tutte le persone che hanno difficoltà anche diverse, quindi è diverso di quando parliamo associazioni di familiari che si occupano di un tema specifico. La domanda è in che modo il fatto di incontrarsi caregiver che si occupano di problematiche diverse è un vantaggio? Prima di tutto perché non le focalizza solo sulla malattia e la patologia del proprio caro, perché se no sono lì. Mm. Come dei muli, hanno i parocchi, è una roba impressionante. Invece, io ve lo dico anche rispetto alla vostra professione che è diversa dalla mia, io non sono una psicologa, dicono che la filosofia fosse la prima radice della psicologia, però rispetto moltissimo il lavoro di medici, di educatori, di tutti gli specialisti. E quindi cosa ho deciso di fare? Ho creato gruppi che avessero bisogni diversi perché avevano un unico bisogno comune, la cura di chi cura, perché quella cosa lì Mm. purtroppo se la perdono tutti, ma quando si fa la cura di chi cura, a volte mi chiedono, ma come fai tutto il giorno? Primo, io mi diverto, faccio il lavoro che amo profondamente, era il sogno della mia vita e quando ho visto che non era un danno per mio figlio, non era un vantaggio, questo è anche una sorta di riscatto, è anche un modo per mettere a servizio qualcosa che in realtà era negativo e averlo trasformato. È qualcosa di più e di diverso della resilienza ed è anche un modo per fare veramente restituire al mondo qualcosa che possa dire non è necessario che ti bruci, mi sono già scottata. Se vuoi ti faccio anche vedere l'ustione. Ecco, durante il percorso di coach intendo molto non essere personale, quindi non racconto mai cose di questo genere, racconto che sicuramente se qualcuno me lo chiede, lei ha un'esperienza di lavoro di cura, ma raramente me lo chiedono perché più che altro metto forza al fatto di avere esperienza, di aver incontrato tantissimi caregiver nell'arco di questi 20 anni e di aver deciso di fare questo come proposito. Mm. Nessuno si salva da solo, lo sapete meglio di Mm. me,